Buongiorno, le principali notizie. Pedopornografia online, 3 arresti e 5 denunce tra Catania, Siracusa e Ragusa, sequestrati migliaia di file illegali, la polizia postale dice fenomeno trasversale. Appiccava il fuoco per far rigenerare l'erba per i pascoli, piromane, arrestato dai carabinieri di Taormina, l'uomo era stato già accusato di estorsione aggravata. Strage di Monreale, gli investigatori a caccia di altri 2 membri del branco che hanno partecipato alla sparatoria. Samuel Acquisto, uno dei 2 arrestati, non risponde al giudice per l'udienza di convalida del fermo. Mafia, povertà, migrazioni sono i grandi temi che la Chiesa di Sicilia porterà all'attenzione del nuovo pontefice, in conclave anche 2 cardinali siciliani. Meteo instabile per tutto il mese in Sicilia a colpa di una formazione ciclonica sul Mediterraneo che porta nuvole, temporali improvvisi e poi schiarite, ma le temperature si manterranno miti. A Messina 3 giorni di orientamento e formazione per i giovani con Opportunity Day per un punto di partenza e la scelta del futuro professionale di tanti studenti. Playoff di Serie C, sale l'attesa per Catania Potenza di domani, al Massimino atteso un altro pienone. Imbarazzo della scelta per Toscano con Dal Monte e Stoppa pronti a sostituire l'infortunato Lunetta. Buongiorno, benvenute e benvenuti. Dunque in primo piano la cronaca, pedopornografia online, 3 arresti e 5 denunce tra Catania, Siracusa e Ragusa, sequestrati migliaia di file illegali con immagini shock. La polizia postale dice è un fenomeno trasversale. Sentiamo Tonino De Mano. Ancora immagini shock, ancora protagonisti minori sfruttati sessualmente e poi finiti in rete nello sterminato mondo del web. Un catanese, un siracusano ed un ragusano di età compresa tra i 40 e i 60 anni, impiegati, sono stati arrestati dalla polizia postale di Catania in flagranza di reato perché trovati in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Sequestrati anche numerosi dispositivi informatici contenenti migliaia di file illegali. L'indagine è stata avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla pedopornografia online della Polizia Postale grazie alla preziosa collaborazione dell'organizzazione Child Rescue Coalition, che ha utilizzato avanzati sistemi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account. Agli arrestati abbiamo rinvenuto nel corso delle perquisizioni disposte dalla Procura distrettuale una quantità molto ingente, migliaia di file pedopornografici, per cui si è determinati sull'arresto in flagranza. Sono persone di varia estrazione sociale. Si può tracciare un identikit? Beh, è estremamente difficile perché ormai le statistiche, le attività che abbiamo compiuto negli anni ci fanno ritenere che è un profilo assolutamente trasversale, sia come estrazione sociale, sia nel lato culturale, sia l'età. L'età in genere è andata dall'età poco più che maggiorenne sino ai 60-70 anni di età. Cosa rischiano i soggetti in questione? Ma per la detenzione si va fino a un massimo di 3 anni, per la divulgazione, che è reato contestato in questo caso, si arriva a 5 anni. Gli arresti sono stati già convalidati dai GIP di Catania, Siracusa e Ragusa. La pedopornografia fa anche vittime. Ad Agrigento la scuola sceglie di non dimenticare studenti e docenti in ricordo di Alice, la 17enne che nel 2017 si tolse la vita gettandosi dalla rupe Atenea dopo aver subito una violenza sessuale di gruppo e la diffusione di materiale pedopornografico dell'abuso. Sentiamo Davide Sardo. Ad Agrigento, 8 anni dopo la tragedia, il nome di Alice continua a interrogare, a scuotere, a chiedere giustizia. Aveva solo 17 anni quando il 18 maggio del 2017 decise di farla finita lanciandosi nel vuoto dalla rupe Atenea dopo aver subito una violenza sessuale di gruppo e la diffusione di video pedopornografici. Dietro quel gesto estremo, un dolore profondo e inascoltato che oggi trova voce tra i banchi della scuola Federico II del villaggio Mosè. In ricordo di Alice, una giornata di memoria, ma anche di consapevolezza e denuncia per dire no al silenzio, all'omertà, alla solitudine che può uccidere.
Questa legge del 70 e 2024 sul cyberbullismo rappresenta veramente una pietra miliare, perché fa sì che le istituzioni scolastiche tutte e soprattutto gli enti di formazione tutte assieme in maniera sinergica possano collaborare affinché episodi del genere non si verifichino mai più. Sul fronte giudiziario in corso un processo per violenza sessuale di gruppo con minore, produzione e diffusione di materiale pedopornografico. Reati che hanno segnato per sempre la giovane Alice. Un piromane con precedenti penali è stato arrestato dai carabinieri di Messina. Appiccava il fuoco per far rigenerare l'erba per il pascolo. Sentiamo Tonino De Mana. Ha bruciato in più occasioni i terreni, in un caso ha incenerito un'intera collina con le fiamme che hanno distrutto persino il suo camion. Un 59enne di Taormina è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di incendio boschivo aggravato dal grave danno ambientale e dalla determinazione di un pericolo per gli edifici. Il provvedimento scaturisce da un'attività investigativa coordinata dalla Procura di Messina. I fatti contestati risalgono al 25 e 26 luglio 2023 nelle aree di Taormina, Castelmolle Letojanni e le cui fiamme, che superavano i 3 metri d'altezza, interessando un'estensione di 234 ettari, avevano causato ingenti danni a coltivazioni ed aree boschive. Il rogo aveva provocato il danneggiamento, oltre ai fabbricati presenti nei terreni, anche di parti che lambivano la 18, con la momentanea interruzione del tratto tra Roccalumere e Taormina. L'obiettivo del 59enne era di bruciare i terreni perché si rigenerasse nuova erba e sfruttarli così per il pascolo, anche se i fondi non erano di sua proprietà, ma solo limitrofi ai suoi possedimenti. Altri episodi incendiari si erano verificati a Furci, Roccella Valdemone, Savoca e Santa Teresa di Riva, con la conseguente evacuazione di abitazioni. L'arrestato è stato già coinvolto in diverse vicende giudiziarie, l'ultima risalente al 13 marzo scorso, quando è stato implicato in un'operazione della DDA per estorsione aggravata dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa. Un 38enne è stato arrestato dai carabinieri a Catania per maltrattamenti in famiglia. Picchiava la moglie colpendola con calci e pugni. La vittima ha raccontato di subire aggressioni dall'uomo che fa uso di alcolici e droghe da circa 20 anni, con violenze commesse anche davanti ai loro figli minorenni. Andiamo alla strage di Monreale. Gli investigatori sono ancora al lavoro per individuare altri 2 membri del branco che ha partecipato alla sparatoria. Intanto Samuel Acquisto, uno dei 2 arrestati, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice per l'udienza di convalida del fermo. Marco Gullà. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Samuel Acquisto, il 18enne palermitano dello Zen 2, fermato con l'accusa di concorso in strage per la sparatoria avvenuta la notte del 26 aprile a Monreale, in cui sono rimasti uccisi Salvo Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli. Il giovane, detenuto in isolamento al carcere di Pagliarelli, stamattina è comparso davanti al GIP per l'udienza del fermo. Non ha risposto, ma ha riferito di non essere presente alla sparatoria e che i ragazzi palermitani sono stati aggrediti dai monrealesi. Acquisto ha detto di essere scappato e poi è ritornato quando ha sentito gli spari, ma ha negato assolutamente di aver incitato qualcuno a sparare sulla folla. Il GIP si è riservato sulla decisione. Le indagini intanto proseguono a ritmo incessante. Gli inquirenti stringono ulteriormente il cerchio per risalire ai complici di Calvaruso e Acquisto. Chi ha sparato assieme a loro? Ipotesi è che il branco dello Zen fosse composto da una decina di persone, di cui sicuramente 2 armate fino ai denti, probabilmente organizzate con ruoli precisi, come se l'assalto fosse stato pianificato in precedenza. Di certo c'è che Calvaruso e Acquisto erano già andati a Monreale altre volte. Gli investigatori stanno cercando di risalire in particolare ad altri 2 membri del branco. Uno di loro è il giovane alto e con barba folta che molti testimoni avrebbero visto alla guida di una moto scura. E nelle periferie non c'è solo violenza e degrado, ci sono anche tante attività, associazioni e volontari che lavorano con bambini fin dalla loro tenera età e giovani per costruire assieme a loro speranza. Adelaide Barbagallo ne parlerà oggi al Focus dopo il TG con Giuliana Gianino, presidente di Talitacum, con Marco Pappalardo, direttore dell'ufficio diocesano pastorale scolastica di Catania. I vostri messaggi al 342 74 55 005. Andiamo a Palermo, dove è calato il silenzio sul nuovo scandalo della sanità siciliana dopo le denunce del medico che ha raccontato cosa accade nel reparto di chirurgia dell'ospedale civico. Sentiamo Manlio Viola.
Un fascicolo conoscitivo ancora senza ipotesi di reato sarebbe stato aperto dalla Procura di Palermo sul nuovo presunto scandalo nella sanità siciliana. La vicenda è quella della denuncia circostanziata presentata da un medico dell'ospedale civico, prima ha raccontato a un deputato regionale e poi ha confermato le sue denunce alle TV nazionali sulla morte di una donna causata da un evidente errore medico in sala operatoria, un'operazione che non si sarebbe mai dovuta fare. Il medico in questione narra di un reparto dell'ospedale nel quale avvengono cose molto gravi, parla di operazioni non necessarie, di referti omessi, di cartelle cliniche falsificate, tutto per aumentare le somme dei rimborsi regionali. E ancora operazioni eseguite in modo scorretto o con inaccettabili ritardi, liste d'attesa bypassate per gli amici, pazienti deceduti dimessi come se avessero scelto di andarsene autonomamente contro il parere medico. Tutto sarebbe provato da conversazioni che il medico avrebbe registrato e da documenti inseriti in una chiavetta ora in possesso della magistratura, che deve accertare una sequenza di eventi. Intorno alla vicenda, dopo la prima denuncia, era calato il silenzio. Per questo il medico ha deciso di continuare il suo racconto alle televisioni nazionali, ma dalla magistratura non arriva ancora alcun commento. Il fascicolo senza ipotesi di reato è allo stato di indagine conoscitiva e ci vorrà tempo per saperne di più. Un anno fa la morte dei 5 operai nell'impianto fognario di Casteldaccia, una targa per ricordarli, lo strazio del figlio di una delle vittime che dice qualcuno doveva dirigere e sorvegliare. Marco Gullà. Il silenzio del dolore viene spezzato solo dai pianti dei parenti e da un applauso dopo un momento di preghiera. È passato un anno da quel tragico pomeriggio a Casteldaccia in cui persero la vita 5 lavoratori: Epifanio Alsazia, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, Ignazio Giordano e Giuseppe La Barbera. Stavano lavorando in questo impianto fognario di Casteldaccia, ancora sotto sequestro. Questa mattina la commemorazione e lo svelamento di una targa in loro memoria. Qualcuno che doveva dirigere, qualcuno che doveva sorvegliare non l'ha fatto e per questo pensiamo che debba pagare, che queste 5 persone abbiano giustizia soprattutto e che non sia lasciato così tutto immane. Un bambino ha indosso una maglia con la foto del padre, quella di Giuseppe La Barbera, la vittima più giovane. Accanto c'è la mamma, che non riesce a trattenere le lacrime. Il dolore, a distanza di un anno, ha travolto 5 famiglie che adesso chiedono solo una cosa: che venga fatta giustizia. Uscire di casa per andare a lavorare e non tornare più a casa, lasciando in abbandono le famiglie, i figli. Io stamattina ho parlato con le famiglie, soprattutto una famiglia che non conoscerà mai il papà. È una cosa gravissima, bruttissima. C'è tempo per fare giustizia, per capire le responsabilità. Ci sono tante responsabilità sicuramente, però ripeto, oggi non è il momento di parlare di queste cose. Mafia, povertà, migrazioni sono i grandi temi che la Chiesa di Sicilia porterà all'attenzione del nuovo pontefice, alla cui elezione parteciperanno in conclave anche 2 cardinali siciliani. Adelaide Barbagallo. Ancora poche ore si chiuderanno in conclave. Ci sono anche 2 cardinali siciliani a Roma tra i porporati che dovranno decidere su chi dovrà essere il Papa, che dopo Francesco avrà il compito di guidare la Chiesa universale. Si tratta del messinese Francesco Montenegro. Il dramma dei migranti e il tema dell'accoglienza è iscritto nel suo DNA. Fu lui a ricevere nel 2013 a Lampedusa un commosso Francesco, scosso per le tragedie e le vittime delle traversate. Altro siciliano elettore è il cardinale Baldassare Reina, nato a San Giovanni Gemini, nell'arcidiocesi di Agrigento. Ma quali le tematiche che la Chiesa di Sicilia porterà all'attenzione del nuovo Papa? La piaga della mafia, ben nota a Papa Francesco, che in Sicilia usò parole durissime contro il fenomeno, chiamando però fratelli e sorelle criminali, invitandoli a convertirsi. Le migrazioni, con l'isola che si affaccia sul Mediterraneo e che continua ad essere terra di approdo, e poi le ataviche emergenze, la dispersione scolastica, la sanità in affanno, la povertà. Questo l'auspicio del gesuita Gianni Notari, direttore a Palermo del centro Padre Arrupe. Il nuovo Papa possa essere l'uomo che apre la Chiesa ulteriormente, una Chiesa inclusiva, una Chiesa capace di proporre giustizia secondo lo stile del Vangelo. E poi c'è il grande tema dell'evangelizzazione. Francesco ha scelto il linguaggio semplice della gente comune, uno stile tutto suo. La sfida in Sicilia, come nel resto del mondo, è farsi capire con un linguaggio moderno, ma che non può tradire la dottrina della Chiesa e i valori del Vangelo.
Meteo instabile per tutto il mese in Sicilia a colpa di una formazione ciclonica sul Mediterraneo che porta nuvole temporali improvvisi e poi schiarite, ma le temperature si manterranno miti. Eva Spampinato. Sarà un maggio travestito da aprile. Il bel tempo e le alte temperature degli scorsi giorni avevano fatto pensare ad una estate anticipata in Sicilia, ma dalla scorsa notte è arrivata una formazione ciclonica sul Mediterraneo a spazzare via sandali e costumi in favore di ombrelli e giacche leggere. Ma la notizia positiva, commenta l'esperto meteo Alfredo Aragonese, è che le temperature si manterranno miti nella media del periodo a partire da domenica. Prima di allora potremmo toccare ancora punte superiori ai 26 gradi per poi stabilizzarsi sui 20-23 gradi. Un maggio con l'ombrello in tutta l'isola dunque è molto instabile. Alle schiarite possono seguire rapidi annuvolamenti anche a carattere temporalesco, spiega ancora Aragonese, con tuoni, fulmini e pioggia mista a sabbia del deserto. Domani la giornata sarà migliore, ma da venerdì potrebbe esserci un altro passaggio turbolento dovuto allo scontro di aria calda di origine africana. Le piogge non saranno abbondanti, ma in alcune zone potrebbe piovere tanto in poco tempo. I modelli vedono zone di bassa pressione su tutto il Mediterraneo almeno fino alla metà del mese. Una breve pausa e poi a Messina, dove ci saranno 3 giorni di orientamento per gli studenti. A Messina 3 giorni di orientamento e formazione per i giovani in Piazza Unione Europea con Opportunity Day, che vuole essere un punto di partenza per la scelta del futuro professionale di tanti studenti. Francesco Triolo. 3 giorni per avvicinare il mondo della scuola e dell'università a quello del lavoro. 3 giorni di orientamento e formazione sono gli Opportunity Day che hanno preso avvio a Messina con il villaggio allestito nella centralissima Piazza Unione Europea per l'iniziativa voluta dall'assessorato alle politiche giovanili del Comune, con l'intento di sensibilizzare e orientare i giovani verso percorsi di cittadinanza attiva ed opportunità professionali. Scuola, università e mondo del lavoro, connetterli insieme affinché si dia un senso di rinascita all'interno di quella che è la nostra città e soprattutto si dia fiducia e speranza ai giovani. È fondamentale per i giovani avere opportunità del genere non solo a Messina città ma su tutti i territori regionali e nazionali. E nonostante la pioggia sono stati tanti gli studenti che hanno passeggiato tra gli stand dell'università, delle aziende, delle istituzioni per chiedere informazioni, per scoprire le offerte formative. Siamo in quarto, però cominciamo già a farci delle idee, come diciamo di sì. E aiutano molto i giovani a decidere il proprio futuro e essere, diciamo, produttivi e felici nella vita. Spero di trovare un corso che possa un po' completare quello che voglio fare da grande, quindi voglio avere maggiore scelta nei vari corsi, nei vari tipi di orientamento. Per 3 giorni quindi Opportunity Day rappresenterà un'occasione concreta per conoscere, scegliere, formarsi e dare il via ad un futuro professionale costruito con consapevolezza e visione, come recita lo slogan dell'evento. La tua scelta parte da qui. L'attore comico Gabriele Cirilli chiude il tour teatrale in Sicilia. Giovedì 8 maggio sarà a Catania, al Teatro Metropolitan e poi a Palermo fino al 17. Lo show Cirilli e Family, che è la supervisione artistica di Carlo Conti, mette in scena vizi e virtù della famiglia a partire dalla sua. Sentiamo Eva Spampinato. Signore e signori, Gabriele Cirilli! L'amatissimo attore comico sceglie la Sicilia per concludere il suo tour teatrale che trasforma il palcoscenico in casa e mostra il grande show della famiglia. Ticche strane ma simpatiche abitudini riconoscibili in tante famiglie italiane, proprio a partire dalla sua, dove Gabriele Cirilli ha un compito preciso. Io sono il servitore di mia moglie. Cosa dice a tua moglie per farla eccitare? Saldi! Io per esempio che so, A pagare le bollette, B buttare l'immondizia, C ci vuole uno che porta fuori il cane, poi c'è la D, devi fare questo, devi fare quello, devi fare quell'altro, e poi la E, e state zitto. Cosa dice tua moglie per far eccitare te? Sportello momentaneamente fuori servizio. Cirilli and Family non è un monologo comico ma uno show, un musical, la cui supervisione artistica è firmata dal popolare conduttore TV Carlo Conti. Eravamo in camerino e siccome io scherzo sempre su mia moglie, che sono 41 anni che stiamo insieme, scherzo sempre sulla mia famiglia, lui ha avuto questo lampo di genio e mi ha detto: scusa, porta questo disagio in scena.
ti giri e con un braccio lei sta dando gli ultimi colpetti al cuscino, con l'altro sta spolverando il comodino. Ma famiglia non si riferisce solo a quella domestica. Se ci sono lo spirito e la motivazione giusta, qualsiasi gruppo di persone può fare, come si dice oggi, un upgrade e diventare famiglia. Secondo me è molto importante avere una squadra, perché poi la famiglia è una squadra. Se funziona la squadra, funziona tutto. Appuntamento giovedì 8 maggio al Teatro Metropolitan di Catania e poi dal 9 maggio altri 7 appuntamenti al Teatro Massimo di Palermo fino al 17. Breve pausa e poi il calcio. Sale l'attesa per Catania Potenza, che si affronteranno domani al Massimino per i play-off di Serie C. Eccoci al calcio, playoff di Serie C, sale l'attesa per Catania Potenza che si affronteranno domani sera al Massimino. Imbarazzo della scelta per Toscano, ballottaggio tra Dalmonte e Stoppa per una maglia al posto dell'infortunato Lunetta. Francesco Triolo. Neanche il tempo di prendere fiato, che è già vigilia, il ritmo dei playoff a cui bisogna adeguarsi in fretta, risolvendo anche i piccoli o grandi contrattempi che possono derivare, come quelli degli infortuni. Il Catania contro il Potenza, per esempio, dovrà fare a meno di 2 elementi: Gega, che verrà operato alla spalla sinistra dopo una lussazione riportata in allenamento, e soprattutto Lunetta, obbligato a lasciare il campo anzitempo durante la gara col Giuliano per quello che gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare, anche se di basso grado. Contro il Potenza non ci sarà, e così si apre la corsa ad una maglia da titolare sulla 3/4 con ballottaggio a 2 tra Dalmonte e Stoppa. Abbiamo gente che è pronta a sostituirlo, magari con caratteristiche diverse, ma te ne metterà altre, quindi non è quello che mi preoccupa l'assenza di Lunetta. Oggi siamo in grado di sopperire a un'assenza, a 2 assenze, perché l'organico ritornato a disposizione ti consente questo. Per il resto il quadro sembra ormai delineato. Toscano però anche oggi in conferenza stampa ha avvertito sulle insidie che presenta la sfida contro il Potenza, affrontato poche settimane fa in campionato. Dobbiamo essere bravi a continuare a sfruttare quali sono le nostre peculiarità in questo momento, toglierci quelle zone dove possiamo fare molto meglio, e lo sappiamo, i ragazzi lo sanno, affrontare nel modo giusto questa partita, perché forse l'importanza della partita è per il valore del Potenza. Superare questo ostacolo contro una squadra che ti sollecita dal punto di vista mentale, e soprattutto in un turno infrasettimanale così ravvicinato, per me è uno step importante da superare. Mentalità quindi, e poi gioca l'11 migliore, perché l'obiettivo è superare il turno, concetti chiari, quelli del tecnico. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.